televisore, no? C'erano 3 canali, 4 canali. Esattamente. C'erano i telefoni portatili, ma erano letteralmente valigette. Bellissimi, io me lo ricordo, lo faceva la SIP. Dani, tu ti ricordi la SIP? No, lui la SIP no, lui già era dell'epoca Società della Italiana Telecom. per l'Esercizio Telefonico. Bellissimo. E vedi queste cose valigette, e vendevano un modello che poteva essere passato in macchina, non so se te lo ricordi, quello che aveva la tastiera sopra e finiva con la coda, Sì, tipo quello là di sì, casa. quello un po' sì. Quello che costava una fortuna all'epoca, e tu lo potevi staccare da questa valigetta che era la portatile, come diceva Daniele, e lo potevi attaccare in macchina. Ed era cosa per pochissime persone, abbiette che potevano permettersi una cosa del genere, i grandi manager, le La aziende. tecnologia che avanza è sempre qualcosa di meraviglioso, anche perché adesso con un telefono, prendi un telefono, all'interno puoi fare una marea di cose che ti Poi venne la moda del telefonino, chi ce l'aveva più piccolo, più leggero, Sì. e oggi per esempio, Chi ce almeno l'ha più io grande. a 56 anni devo avere uno schermo, questo già è piccolo per me.